Ben ritrovati al Borsino del Vino. Un saluto a tutti quanti voi. Anche oggi la rubrica del venerdì del telegiornale TV News informa i telespettatori su due vini, tratti da diversi vitigni che si distinguono per le caratteristiche organolettiche in bottiglia, Per l'originalità e soprattutto per il buon rapporto qualità-prezzo. l'insolia e la varietà dal quale trae origine il vino bianco che oggi vi proponiamo. Vitigno autoctono largamente diffuso in Sicilia, oggi è valorizzato non soltanto per le sue classiche caratteristiche, ma soprattutto per le chiare impronte aziendali. L'Insolindaris è prodotto dalle cantina Antica Tindere, sita nel comprensorio del comune di Patti, in provincia di Messina. Le vigne sui terrazzamenti collinari sabbiosi e argillosi conferiscono al vino piacevoli note olfattive, floreali, fruttati e qualificati sentori mentolati, essendo al palato piacevolmente sapido. E quindi è ideale in abbinamento a piatti a base di verdure, di pesce o formaggi freschi a pasta molle. Il Perricone è invece il vitigno che ha orientato la nostra scelta sul vino rosso che indicheremo in questa puntata. È fortemente in rialzo l'indice delle quotazioni del Perricone, sia per le sue peculiari caratteristiche, ma soprattutto per la piacevolezza dei vini che traggono origine da queste uve. Il Sachia Perricone di Caruso e Minimi nasce da uve allevate nei terreni del comune di Salemi, con caratteristiche argillose e sabbiose che donano al vino interessanti aromi olfattivi di frutta carnosa, piacevoli sentori mentolati e speziatura, in bocca è agile e di piacevole frutto. È ideale in abbinamento con una tagliata di tonno o con piatti a base di carni rosse. Rinnoviamo l'appuntamento con il Borsino del Vino a venerdì prossimo all'interno del telegiornale TV News. E intanto continuate a scriverci all'indirizzo borsinodelvino@email.it.